Non era andata la connessione. Come? Ci risiamo? Ci risiamo. Siamo di nuovo in diretta. Purtroppo i cellulari non sono stabili. Calabretta intanto è out. Remo al servizio. Molto forte ed è Ace sporco, non riesce Falbo a prendere la bomba. Quindi riaggancio della Jolly, 17 pari. Time out pro volley. Ancora Remo, stavolta non la forza. Sì, perché primo tempo, ma è lunga. Chiedono il tocco i giocatori del non Crotone. C'è stato. Remo non l'ha forzata Renato perché ha visto che il Crotone si era piazzato in maniera lunga e allora ha cercato il buco a centrocampo, ovviamente al centrocampo del stavolta Crotone. Forza. Sì, ed era una bella botta. È entrato di qua. Celico. Sì, ma ha toccato la rete purtroppo. Sì, però c'era arrivato sul pallone. Sì. Era stato bravo l'alzatore del Crotone. Come diceva ieri quello, non le passano. non ne passa nessuno. Giovedì, no, ieri. Vantieri. 19-17. Remo ancora Di fortissima. nuovo, questa volta tengono. Un po' in contesa. Bravo. Super punto del numero 7. Sì, un'alzata al centro e Calabretta. Calabretta. Vede si coordina benissimo. La Jolly ferma, senza muro. Per la Jolly quello era già appunto loro. Si addormentano i giocatori, 5 frondesi. 19-18. Puntorieri, Pugliatti. Sempre verso Varamo, si coordina bene. Pallone che viene preso, però sbaglia il bugger rovesciato. Il numero 32 Alfieri. Ed è 20-18 per la Jolly che effettua un cambio. Con esce Barreca. Ed entra Peppe Fazzari. È da un po' che non entra in campo Peppe Fazzari. Al servizio Peppe Fazzari. Stava per cascare la palla dalle mani. Tacco centrale, forte, del numero 14 Frangiamore. Ed è 19esimo punto del Crotone. Celico al servizio. Su Remo, primo tempo Orlando out di Orlando. Ed è di nuovo parità. Aveva tutto il campo a disposizione, non riesce a chiudere il polso e la palla è partita in una diagonale perfetta che finisce oltre il campo. In bugger per Varamo, tocco del muro ma c'è Falbo a fondo campo. Primo tempo ancora di nuovo. Frangiamore non riesce ad intercettare in nessuna maniera. I primi tempi la Jolly, sempre impreparati. Sì, hanno trovato la chiave, Gabriele. Ne vedremo tanti di questi attacchi, mi sa. 20-21, Celico ancora al servizio da fondo campo, out.
una cannonata di Celico. Da fondo campo a fondo campo. E quindi Jolly che può respirare. Ha tentato una palla lunga. Hai visto come viaggiava? Sì. Sarebbe stato difficile per la Jolly intercettarla. La stessa cosa fa Spanò. Proprio Spanò ad alzare questo pallone. Varamo, poi Bugliatti tocco va del là. muro, ma c'è il recupero. Tocco del muro dall'altra parte. Anche Remo recupera. Santa Croce in bugger. Bello l'attacco di Varamo. Prendono anche questa dalla parte del Crotone. Free ball, ennesima per la Jolly. Ancora Varamo. Bene. Presa anche questa. E pallone che cade nel campo della Jolly. Che va nel campo della Jolly. Ancora Varamo. Sempre Crotone. Anche su questo pallone. Incredibile. Poi duello aereo. Ancora Crotone. Il muro e tocca l'assa del punto del Crotone. Dopo il muro della Jolly. E la palla che è finita sul nastro. 21-22. Questo scambio con il Crotone che è riuscito a difendere tutti i palloni. Mamma mia. Calabretta ora al servizio. Tacco centrale, Murato. Ultima. Ancora attacco centrale. Ma non c'è modo di murare. Ennesimo. Messo a segno anche questo. 21-23, carichissimo il Crotone. Energia a 1000 per il Crotone. Chiama time out Tomasello, anche per spezzare il ritmo soprattutto dei sì, suoi ormai avversari. Celico ha capito la debolezza del centrale, del muro centrale della Jolly e continua a pungere in quel punto e fa male. Non è che fa male a pungere, fa male. La puntura fa male. Pronto a fischiare il secondo arbitro De Carlo, fischia adesso, rientrano in campo le due squadre, arrabbiatissimo Tomasello con i suoi. Potrebbero essere un po' stanchi i giocatori della Jolly, Renato, per la partita di giovedì? Probabile. Un solo giorno di riposo, Gabriele, con 5-7 nelle gambe. Non so nemmeno se si sono allenati ieri, penso di no. Hanno iniziato a giocare alle 7:30. Chiama anche formazione la Jolly per caricarsi. Cambio. Remo ha chiesto formazione, poi cambio nella Jolly ed è il solito cambio per rinforzare il muro di Tomasello. Esce Pugliatti ed entra Cimino, esce Spanò ed entra Laurendi. Quindi cambio anche di alzatori. No, è in +1 la Jolly in questo momento, quindi non si rinforza il muro. Servizio Crotone. Varamo riceve male. Remo poi verso Cimino che schiaccia, tocca il muro. Pallonetto del Crotone, puntoriere arriva su questo pallone, schiaccia Varamo. C'è Cimino in copertura, Laurendi sempre verso Cimino che la manda sulla rete. Cimino che è tornato giovedì in campo. Sì, dopo una lunga sosta per infortunio. 21-24. Sono point. Diversi set point ora a disposizione del Crotone per portare via questo punto. Bella. Giacomino Varamo trova uno spiraglio nel muro e un punto in posto 6. Bella questa spike di Varamo, ma anche l'alzata di Laurendi mi è piaciuta parecchio. All'indietro verso il suo compagno di squadra. Primo set point annullato. Varamo al servizio. Costruzione Crotone, c'è il muro, Santa Croce a coprire. Taccaremo, si lanciano, si tuffano i giocatori della Jolly. Free ball per il Crotone, può costruire Celico, attacco centrale, stavolta viene murato da Orlando. Dall'altra parte, out. Spreca tutto il Crotone. Mani tra i capelli per i giocatori crotonesi. 23-24. Altro set point annullato.
Jolly che deve rimanere concentrata. Varamo al Time out, servizio. intanto dalla parte opposta. Sì. Si chiama Mister Celico. Ne aveva ancora una a disposizione. Tutti e 4 i time out chiesti in questo set. Tutto pronto. Squadre che rientrano in campo al Pallaponini di 5 Frondi. Sotto al seggiolone il capitano Calabretta. L'arbitro gli ha detto qualcosa, non so cosa. Boh. Con l'allenatore. Boh. O con l'alzatore. O col capitano. No, capitano e Calabretta. Ah, capitano e Varamo. Costruzione, Celico dall'altra parte, si tocco chiude nel il muro e set. si chiude. 23 25. Punto di numero 32 Altieri. E va in vantaggio di un set Crotone qui nella casa del 5 Frondi, il Pallabonini. Ci risentiamo tra pochissimo. Squadre che rientrano in campo dopo il primo set. Si passa al secondo set, tutto da rifare per la Jolly dopo aver perso il primo per 23-25. Vediamo se ci sono cambi per il Crotone. Celico, Calabretta, Altieri, C'è Vrenna, Pelaia. Falbo è libero. Frangiamore c'è anche, sì. Quindi stessa formazione di prima. Falbo Anche dalla parte della Jolly. ha tentato questa volta Celico ed è Out. out. Out il tentativo d'attacco di Remo. Prova continuamente questa parallera Fabio Remo, ma non è giornata per lui. 1-0 quindi per il Crotone. Servizio Pelaia. Crotone. Puntorieri Pugliatti. Grandissima set di
Peppe Orlando, ancora una volta, ottima la combinazione con il suo alzatore. Pugliatti che cerca Orlando alle sue spalle, poi fa tutto il centrale, attacca bene, uno pari. È proprio Orlando ad andare al servizio. Su Valfieri. Forse era destinato fuori. Ed è out. Out. Questa volta è stata graziata la Jolly sul Sì. primo tempo. Frangiamore ha tirato una sventola. Ha preso fiducia negli interventi del primo set. Però angola un pochino troppo. 2-1 il punteggio. Orlando. Di nuovo su Pelaia, su come si chiama? Celico, chi era? 32 Alfieri. 2 pari. 22 invece il numero di chi va a battere. Celico al servizio. Da fondo campo, sua solita battuta. Puntorieri, Pugliatti, sempre attacco centrale con Peppe Fazzari. È l'unico cambio, Renato, della Jolly. Prima aveva detto che non c'era Sì, un è cambio. entrato bene Fazzari. Al posto di Barreca. Ha risposto al collega Frangiamore. 3-2, Pugliatti al servizio. Batte subito. Celico sceglie. Tocco del muro, si impenna la palla, non ce la fa. Puntorieri. Sull'attacco di Calabretta. Tre pari. Puntorieri. Pugliatti all'indietro, Ferremo, Murato. Grande Non ci arriva, muro Puntorieri. dei Alfieri. Era bella la scelta di Pugliatti, però Sì, aveva dall'altra mandato... parte però è stata molto veloce. Infatti. La chiusura immediata del muro del Crotone 3-4. con la coppia Alfieri Frangiamore. Piega Sbaglia. intanto le mani di Giacomo Varamo, manda lunga Spanò. Si tuffa Remo ed Attenzione. è free fall. Pallonetto, Fazzari ci era arrivato su questo pallone, non ci arriva nessuno sul secondo tocco. Jolly un po' confusionaria dopo i tentativi di recupero. 3-5, altro break del Crotone. Calabretta al servizio, jump float abbastanza tesa per lui, tocca il nastro, non ci arriva nessuno dalla parte del Jolly ed è sesto punto per gli ospiti. Ancora Calabretta, stavolta il pallone è troppo lungo. 4-6. Ed è Remo ad andare al servizio. Vedremo se ci sarà la sua solita spin oppure se la forzerà di meno. Su Calabretta, primo tempo. Out ancora. Stavolta non prende le misure Frangiamore. Stesso attacco, però molto veloce precedente. l'attacco, molto Sì. potente Gabriele. Stesso attacco precedente, più o meno le stesse linee, no? Del pallone out. 5-6. Calabretta sotto il seggiolone dell'arbitro. Non so cosa sia successo. Adesso parlano con mister Tomasello i giocatori. Dall'altra parte Remo batte forte, ma è out. 5-7. Frangiamore al servizio. Puntorieri, Pugliatti, Varamo, c'è il muro di Brenna, ma poi pallone che schizza via. Sul tuffo di Calabretta che non riesce a intercettare. 6-7. Accorcia le distanze la Jolly.
al servizio con Peppe Fazzari, altro centrale cresciuto nelle giovanili della Jolly. Pallone lungo, Celico, attacco centrale, non perfetto ma comunque efficace, che sì, manda al punto il Crotone. Non pronta la Jolly ancora sui primi tempi avversari. 6-8. Brenna al servizio su Remo. Pugliatti, brutta lazzata. Ancora Pugliatti verso Spanò, viene murato, c'è la copertura di Puntorieri. Dall'altra parte Varamo, doppia di Pugliatti. Azione da dimenticare per Pugliatti. È iniziata con una brutta alzata, poi terminata con una doppia. 6-9. Ancora Brenna. Remo. Pugliatti. Sempre verso Varamo che viene murato. Ancora Varamo, out. Colpisce forte Varamo con il muro un po' in controtempo. 6-10. Cambio per la Jolly. Esce proprio Varamo un po' sottotono ed entra Sicuro. Sì, Giacomo dopo il piccolo infortunio e l'influenza ha avuto un calo ancora non si è ripreso. 6-10, ancora Brenna per questa striscia positiva di Crotone. Remo, Pugliatti verso Sicuro, schiaccia bene, recupera anche questa. Recupera anche questa il Crotone. Free ball. Ci arriva, Puntorieri. Pipe di Remo, muro del numero 21 Pelaia. Celico sceglie posto 4, Puntorieri ancora, Pugliatti, sceglie Sicuro, muro, si tuffa, Calabretta, presa anche questa nel Crotone, incredibile. Dall'altra parte Spanò, fortissimo, pallone che torna nel campo della Jolly, Spanò lo spreca, giocare meglio. Pallonetto di Celico, Letto, dall'altra parte Spanò questa volta mette a segno e chiude questa azione incredibile. 7-10. Ma comunque i giocatori del Crotone, che sono davvero dappertutto, si tuffano su ogni pallone, vogliono vincere questa partita in chiave salvezza. Spanò, l'autore dell'ultimo punto della Jolly. Su Falbo, attenzione al primo tempo, no? Si insacca, schiaccia bene Alfieri, vede il muro staccato da rete e insacca. Anzi non si è insaccato perché non ha colpito la rete, ma stavolta no, si è insaccato. Cade direttamente sul pavimento della palestra. Sì, colpisce il muro distante dalla rete. 7-11. Servizio del Crotone molto teso, riceve Sicuro. Sicuro si propone all'attacco, schiaccia forte, troppo forte, pallone out. (7-12). Jolly sottotono in questa parte, infatti Tomasello chiama time out. Inquadrata la Jolly 5 frondi sotto. 7-12. Tomasello che parla con i suoi. Squadre che tornano in campo dopo il time out chiesto da Tomasello. Ancora il Crotone al servizio. Sicuro riceve, Pugliatti, attacco centrale, sempre del solito Peppe Orlando che mette a segno, molto ricercato da Pugliatti. 8-12. Sicuro al servizio.
viene preso il pallone nonostante fosse destinato out. Il Muro sul primo tempo attacca l'alzatore Celico, ma pallone out. 9-12. Sì, colpisce la banda e la palla si impenna quel tanto che basta per farla finire completamente fuori. 9-12, ancora sicuro al servizio. La prende il libero. Celico la rimanda di là ed è in questo pallone. Un pallone che a Celico era arrivato molto distante, non poteva alzarlo giustamente e lo rimanda nel campo della Jolly. Anche fortunato qui. 9-13. Sbaglia al servizio il numero 21 Pelaia e si chiude il cambio, anzi si apre il cambio, perché questo set è partito Fazzari, quindi esce Fazzari e rientra Barreca dopo la sostituzione nel primo set. (10-13) il punteggio. Peppe Orlando al servizio. Pallone teso di Orlando. Su Alfieri, alza fallo per Calabretta. Bella. Punto del Jolly, tocca l'asta secondo il secondo arbitro che era lì. Chiede spiegazioni. Celico. Era là il secondo arbitro, ma io sinceramente non avevo visto l'asta. L'asta non l'ho vista muoversi. Infatti. 11-13, ma ancora Orlando al servizio. Pallone molto sempre teso. su. Sbaglia tutto. Brenna sull'alzata di Celico. 12-13. Accorcia le distanze la Jolly. Torna al servizio Peppe Orlando, che sta effettuando servizi molto tesi. Vede out. Spinto troppo questa jump float di Orlando. Torna avanti di 2 Crotone. Celico Mister palleggiatore al servizio. Stavolta non da fondo campo. Sicuro, prende questo pallone. Remo si alza, ma si fa buona guardia. Presa anche questa. Invece no. Doppia. Non so di chi, penso di chi l'abbia presa con il piede. E come ha fatto a prendere? Forse l'ha preso piede stinco. Piede, sì. Può darsi. Anche perché anche in questa azione il secondo arbitro era lì. 13-14. Pugliatti al servizio. Riceve. Calabretta. Poi attacca. Sì. Free ball. Non attacca. Spanò. Celico. Dall'altra porta. Brenna che sbaglia ancora. Terzo nastro consecutivo. Non si per coordina. Brenna. 14 pari. Brenna finora non si è coordinato. Forse ha bisogno di un passo in più. Ancora Pugliatti, pallone teso. Tacco centrale, preso all'ultimo da Santa Croce, pallone accompagnato. No, in? Non l'ho visto a terra. Infatti, poteva essere accompagnata al massimo. Perché era alta la palla. Infatti. Tomasello chiede spiegazioni adesso l'arbitro. Questo pallone era stato preso, ma comunque gli arbitri stanno dando spettacolo. Anche sulla decisione di prima, sull'asta Renato del Crotone. Remo va a chiedere spiegazioni sotto il seggiolone. Sì, vogliamo sapere il motivo. Poteva essere al massimo accompagnata. Accompagnata, sinceramente. Accompagnata, ma ha chiamato in l'arbitro. 14-15, passa di nuovo in vantaggio Crotone al servizio con Calabretta. La prende Puntorieri, non voleva perché era destinato out il pallone. E poi lancio lungo del Bagher e pallone out. O si va o non si va, quando si va bisogna andare 16. convinti. Infatti
Puntorieri voleva cacciare le braccia all'ultimo secondo, ma era in direzione della palla, ormai non poteva fare altro. Calabretta ancora, molto stavolta fa sfilare. Sicuro, lascia sfilare. Sì, 15-16. Lui era sicuro dell'uscita della palla. Sicuro di sé. No, dell'uscita della palla. Fabio Remo al servizio, mentre c'è un altro Remo qui seduto in tribuna. Oh, forte questo attacco da posto 4. Remo ha tentato. Alfieri era il cecchino. Remo aveva tentato di tenerla in gioco questo pallone che va via. 15-17. Servizio Crotone, out, gridato da tutti. Questo pallone out. 16-17. La trombetta del Palla Bonini. Barreca per la Jolly. Pallone teso, sempre da posto 4 il Crotone, stavolta però non con una schiacciata forte ma con un pallonetto. Con un bel pallonetto, vedendo Bugliatti fermo, inchiodato in posto 1. 16-18, non riesce a riagganciare il punteggio Brenna al servizio. Sul Remo Bugliatti sistema il porta via la rete. Sì, in discesa, anche perché Bugliatti aveva sistemato questo pallone ad una mano. Non poteva essere un'ottima alzata per Orlando, che si porta via la rete. Ancora Brenna al servizio, pallone teso, riceve Puntorieri, Bugliatti la alza per sicuro, forte, ma prende anche questa il Crotone. Free ball, Puntorieri, Bugliatti la gira per sicuro, questa volta non ci arriva nessuno dopo il tocco di Brenna. Sì, il muro non si è girato, è rimasto a guardare la rete e si aspettava il solito recupero, Renato, del muro, il recupero dei propri compagni. 17-19, di nuovo -2 della Jolly, sempre costretta ad inseguire. Spano su Falbo, Celico sempre posto 4, muro, ed è 4, quindi non ha toccato il muro. 18-19, cambio per la Jolly, vedremo chi uscirà. Spanò, quindi cambio di opposti, esce Spanò ed entra Cimino. Che ha il servizio. Intanto c'è anche un time out. Sì, chiama time out la formazione ospite. Jolly sempre dietro di 1. Questa volta time out chiesto da coach Celico. Fischia il secondo arbitro. Squadre di nuovo in campo, o quasi, dato che la Jolly ancora aveva qualcosa da dire. Cimino pronto al servizio per la Jolly. Si rimettono in posizione le due squadre. 5 frondi dietro di 1. Cimino, Celico la gira sempre a posto 4, pallone spinto. Bugliatti sceglie e trova la pipe di Remo, molto forte, pallone che torna nel campo della Jolly, giocato male da Sicuro, proprio Sicuro a schiacciare forte dopo l'alzata del suo compagno. 19 pari, serviva un colpo di questi alla Jolly per dare una scossa alla squadra. Cimino ancora, ricevuto, Celico
primo tempo spinto, c'è Santa Croce, Sicuro ancora, richiesto, bravo Sicuro ad ingannare qua la squadra avversaria, trova il buco al centro. Si sono lanciati in tre per prendere questo pallone, non ci è arrivato nessuno. 20° punto della Jolly che passa in vantaggio. Cimino, Sottorete. stavolta sbaglia, si coordina malissimo il numero 10 della Jolly, ed è di nuovo pareggio tra le due squadre. Alfieri al servizio. Pallone teso, poi in confusione la Jolly, la schiaccia Sicuro. Celico, sempre Calabretta posto parato, 4. c'è buona guardia di Falbo, c'è di nuovo Calabretta, tenta un... Schiaccia come può Sicuro. di nuovo Calabretta, non ce la fa ad Costretto attaccare, da free palla ball. lunga. Sicuro dall'altra Sicuro, parte, Muro lascia è out. sfogliare. Addirittura si era lanciato nell'altro campo, Falbo voleva Falbo. prendere anche questa. È mancato poco. Sì, era quasi lì. 21-20. Sicuro al servizio, Su Falbo, non al meglio, Celico in Bagher. Calabretta di nuovo. Remo, che torna al punto con un quasi primo tempo. Renato, 22-20, attacca da posizione centrale Remo, trovato dal suo compagno Pugliatti. Cimino che dà indicazioni a Santa Croce. Sicuro al servizio, pallone Falbo. teso, Falbo lo riceve. Primo Celico. tempo. Tocco. È in. C'è tocco. 22-21. Di nuovo un punto a separare le due squadre. Pelai al Alfieri. servizio. Ah no, sì, infatti. Remo schiaccia, block out, un altro, 23-21. Si è svegliato Remo nella Jolly. Cimino che dà indicazioni ad Orlando, che va al servizio. Celico sceglie Calabretta, sempre posto out. out. Crotone che manda al set point la Jolly. 24-21 il punteggio. E se prima il posto 4 stava facendo male del Crotone, adesso ci sono un paio di errori, oppure palloni giocati facili per la Jolly. Cade più davanti bellezza. Alfieri questa palla. Ace di Peppe Orlando. Scende velocemente Gabriele. Sì, vedo un Crotone un pochettino stanco già. 1-1 di set. Vediamo la giornata di oggi, cosa offre sugli altri campi. Allora, abbiamo a Paola Amaro Bizantino Rossano, la Virtus Lamezia ospita la Newtech Milani, il Bisignano domani incontrerà la Polisportiva Montalto, Diamante Sport ospita la Lamezia Volley, domani Elio Group Cetraro contro Belvedere, e ultima di oggi il Roccella ospita Corigliano Volley.
Finisce la pausa del secondo set, squadre che tornano in campo al Palabonini di Cinque Pronti. La Jolly, dopo aver pareggiato i conti con i set, adesso dovrà confermarsi nel terzo set. Crotone in campo con Celico, Calabretta, il libero Falbo, centrale Frangiamore, Pelaia, Celico al servizio e Alfieri. Celico batte subito Pugliatti. Bella, bella questa combinazione con Orlando, l'alzata all'indietro con una mano di Pugliatti e la schiacciata vincente di Orlando, proprio Orlando ad andare al servizio. 1-0 per la Jolly. su Falbo, Brenna, tocco del muro ma Sicuro. c'è buona guardia di Sicuro, Remo te palla spinta ma in fondo c'è Alfieri. Era costretto. Di nuovo Brenna, Sicuro, su ogni Sicuro. pallone. Forte l'attacco di Remo. Celico verso Brenna, muro della Jolly. Ancora Celico, alza all'indietro, Sicuro, come sempre. Remo, solito coppione. Falbo arriva anche Bravo. su questo pallone come un falco. Sicuro dall'altra parte. Pallonetto di Remo. Celico. non ci arriva. Fuori tempo. Ha tentato di arrivarci Centrale. in ogni modo. Frangiamore, Nella Jolly unico cambio al posto di Varamo dentro Sicuro, poi il resto sempre solita formazione con Orlando, doppio libero, Santa Croce e Puntorieri, Pugliatti, Barreca, Remo e Spanò. Ancora Orlando al servizio sul 2-0 della Jolly. Pallone su teso. Falbo, Brenna, Tocca. Peccato. Salito sulla panchina Remo per arrivare su questo pallone. Pallone che poi finisce sul tetto del Palabonini. 2-1. Certo che stiamo vedendo dei tentativi di recupero e dei recuperi fantastici in questa partita. Calabretta al servizio, su Barreca, Remo, ripresa la palla, Calabretta da fondo campo, Bagher Alfieri, rovesciato. Spanò, Remo, curato Remo, Le belle statuine nella Jolly, tutti Sì. guardano questo pallone cadere, nessuno si tuffa. 2 pari. non era palla prigioniera.
Calabretta, riceve Remo, in bagger poi Pugliatti, ancora Remo, Calabretta a fondo copertura. campo. Alfieri, Murato, Barreca, rilancia il pallone, sicuro, Remo. si fa sentire. Alfieri, primo tempo, non riuscito di Frangiamore, Remo, Manca dall'altra parte Remo. Alfieri, Muro, Pugliatti la rialza, Puntorieri se la chiama, Remo dall'altra parte, Muro ancora una volta ci arriva col pallone, fischia l'arbitro. e perché? E In, perché? in, il pallone era stato recuperato, E Renato. perché? Era stato recuperato il pallone. Io sì, voglio capire perché ha fischiato. E infatti, Perché? all'arbitro Col gli sembrava piede, avesse già che cosa finito. gliel'ha chiamato col piede? Sì, evidentemente all'arbitro gli sembrava non arrivasse sul pallone, aveva fischiato. Ma comunque, fin quando il pallone non tocca terra, Ma- arbitro, non si fischia. Ma- In teoria. Ma Era stato preso questo pallone. Show degli arbitri. Pugliatti. Alfieri, Ci arriva sicuro! Ci ha rinunciato poi A nella terra. corsa Remo, ma comunque questa è stata chiamata a terra, almeno ne è sembrata. sì, Sinceramente. vabbè, ha restituito il Sì, il il punto, punto. il punto. Tre pari. Si deve asciugare il campo della Jolly dopo il tuffo di sicuro. Frangiamore al servizio. Centrale, Sbaglia. Pallone che finisce al centro della rete. E passa in vantaggio la Jolly. 4-3. Remo per la Jolly. Spin per forte ed lui, è out. Si era coordinato bene. Sì, peccato, era un po' angolata. Vrenna al servizio. Riceve Puntorieri. Spanò. Mani out. Bravo qua Spanò. Colpisce forte, un po' sbilanciato all'indietro. Sì, è ma la sua riesce a caratteristica che non sappiamo mai come va. Riesce a trovare le mani del muro avversario. Punto per la Jolly. 5-4. Barreca al servizio. Su Falbo. Alfieri. Remo dalla parte opposta. Primo tempo di in campo. E in campo. Out. In campo. Toccata chiama. No, era in campo questa volta. Io sinceramente l'ho vista out, ma comunque l'arbitro ha chiamato Il tocco? tocco. I don't touch. Sì, in campo era. Ora In campo arriva era. il Ferribot. Era in campo, l'abbiamo vista da Io l'ho replay. vista in campo. Bene. Quindi non tocco, non... 6-4. Calabretta. Sicuro. Il Forte. libero, Falbo. Vrenna. Spano. E Tiraccio. Stavolta anche adesso era sbilanciato all'indietro, Tiraccio. ma non è riuscito a trovare. Tiraccio. Sì, non è riuscito a trovare le braccia del muro avversario. Pallone completamente out il suo. 6-5. Alfieri al servizio. Sul sicuro. Sicuro si propone. Colpo del muro. Ah, invasione pure. Ma ha fatto invasione dopo che il pallone sia andato fuori. Sì, sì. Dai. Dopo che il pallone in effetti è andato via. Quindi non è invasione. 7-5. Spano al servizio. Out. Completamente out. Come quella di Remo di prima. Stessa geometria, ma dall'altra parte. Servizio Crotone. Tesa su Remo.
Pugliatti verso sicuro, molto ricercato. Sì, con una volée di rovescio. Ottimo gesto tecnico. Di A sicuro. palombella, come si dice quella? Incitato da all'angapet. Renato, un tiro tutto il pubblico a chiamare Andrea. 8-6. 8-6. Era un tiro all'angapet. Forte il Non servizio. tocca. Calabretta. Trova il buco. Preso. Secondo l'arbitro è stato preso. E io l'ho visto a terra. Pallone spinto di Remo. E mette a segno la Jolly. 9-6. L'arbitro che fa scintille. Show dell'arbitro. Mamma mia. Vabbè. Le stiamo vedendo tutte, Renato. Dalla partita di Rende a questa partita. Ormai non... Concede il vantaggio, va? Possiamo dire così. Ecco, vabbè. Calabretto ora gli segna una doppia. Di Celico. 10-6. Nessuna protesta da parte del Crotone. Ancora sicuro al servizio, che sta facendo davvero un'ottima prestazione. Stavolta Gabriele, calma. Piccola macchiolina nella sua prestazione, questa qua. Colpa mia, mea colpa. Celico al servizio con quelle Cambio. tutte lunghe. Primo cambio Entra per Crotone. il numero 70 Riganello ed esce Vrenna. Pallone rimandato di là ugualmente. Calabretta, Murato. E non ci arrivano questa volta i giocatori del Crotone dopo numerosi recuperi. 11° punto della Jolly, si infiamma il Palabonini che si è riempito ancora di più. 11-7 il punteggio. Peppe Orlando al servizio. Approfittiamo per salutare tutti i suoi parenti che ci seguono sempre. Pesa questa palla e non ci di là, Remo. per un pelo. Non è riuscito a lanciarsi il numero 14 Frangiamore. Rimane fisso il centrale del Crotone. Nessuno si è lanciato sul secondo tocco. 12° punto quindi della Jolly. Orlando ancora al servizio. Su Falbo, Alfieri per il nuovo entrato, mani out. Mi è piaciuto Renato Falbo che cercava di allontanare Frangiamore. Dice prima che la tocca. Non andare a prenderla proprio, gliel'ha detto così. Calabretto al servizio, 12-8. Remo riceve, primo tempo. Rimbalza sulla testa di Barreca il pallone dopo il tocco del muro. C'era buona guardia della squadra avversaria. Non so chi era lì davanti. Era Riganello? Calabretta al servizio sul 12-9. Pugliatti verso Remo, schiaccia bene, devia il pallone, il muro. Non ci arriva Falbo. 13° punto per la squadra reggina. Santa Croce per puntorieri ovviamente. Jolly in +1. Pugliatti al servizio. Pallone Alfieri. campanile. E Alfieri si propone in una palla lunga, ma Out. troppo lunga. Aveva mirato l'angolino dove non c'erano giocatori della Jolly. Ed è fortunata qua la Jolly. Sì. 10 centimetri in più.
14-9. Pugliatti. Stavolta pallone più teso. Falbo per Alfieri. Murato. Non sappiamo se l'hanno toccata. Forse quarto tocco. Si lancia su questo pallone sicuro dall'altra Bene, parte. alza con Remo. una mano. Pugliatti. Bella lazzata. E Crotone che è rimasto fermo sull'attacco di Remo. Nessuno si è lanciato sul pallone. C'è meno cattiveria rispetto al primo set della squadra ospite. 15-9. Pugliatti. Sempre Falbo. Alfieri, Murato. L'hanno presa. Oh, è che out. bella. È Peccato out. per Alfieri. Aveva fatto un bel lancio. Sì, però è passata al di là dell'asta, oltre ad essere finita fuori. 16-9. Pugliatti. Su Falbo. In zona Dalla contesa. parte opposta il nuovo entrato Riganello. Remo tira out, non trova le mani del muro. Si era coordinato però Remo. Sì, cercava le mani del muro, ma il muro non c'era. Non c'erano neanche le mani. 16-10. Frangiamore al servizio. Sicuro. Spanò, Murato, cioè guardia di sicuro. Remo tenta colpo una palla, strano. tocca la palla, la rete. Il numero 21, Pelaia. Sì, dopo che Barreca ha rimandato il pallone di là, Pelaia tocca. Evidentemente voleva cercare il pallone dopo il tocco di Barreca. 17-10. Remo al servizio. Su Alfieri che non smorza questa bomba, la palla si schiaccia, si schianta sul soffitto. Torna all'ace Fabio Remo con il suo solito colpo spin. Ora proverà quella corta come nell'altro Probabile. set. 18-10. No, invece forza anche questa volta. Forza, ma la palla finisce sulla rete. 18-11. Al servizio Riganello. Su Puntorieri. Spanò dall'altra parte. Murato. Barreca con Difesa una di spalla. Barreca. Pallone che tocca il nastro, ma secondo l'arbitro tocca le mani del muro. Proteste del Crotone. Sinceramente la palla ha toccato il nastro, Renato. Sì. Il muro non l'ha toccato. L'arbitro continua a sbagliare le scelte. 19-11. Poi non li faceva neanche parlare, non erano in tono minaccioso, stavano semplicemente parlando sotto rete. Sì, infatti. Oh, Oppala, tenta Cerico. c'è Remo che faceva bella guardia, Spanò che si tuffa, free ball per la parte opposta. È rientrato Cimino, comunque non l'abbiamo detto. Torna il primo tempo. Sì, di Pelaia. Una palla che era anche bassa, Gabriele. E si chiude il cambio. Esce nuovamente Cimino, rientra Barreca, che ovviamente lascia il posto al libero. 19-12. Servizio Crotone. Out. Si abbassa sicuro. Lascia sfilare quella palla che finisce out. Ne era sicuro. E lui lo è di nome e di fatto. 20-12. Spanò al servizio. Su Alfieri.
Calabretta, buona guardia dietro, pipe di Remo che colpisce Riganello su una spalla, la palla finisce a fondo campo. Molto forte l'attacco di Remo, molto veloce, si coordina benissimo Fabio Remo. 21-12, ancora Spanò per la Jolly. Attacco questa volta 4, stavolta la vede l'arbitro sull'attacco centrale, sull'attacco centrale. Io non l'avevo vista. 22-12. Sempre su Alfieri, ma lascia sfilare Alfieri, la palla finisce out. Sì, stavolta ha letto bene Alfieri. 22-13. Pelaia al servizio, Cambio c'è nel un cambio, Crotone. entra in campo il numero 42 Dalife ed esce Frangiamore. Quindi abbiamo Dalife con il Non è numero rientrato in 42. campo, è la prima volta che entra. se Entra non in campo, sì, non era primo tocco di palla fra poco. Vediamo. Ha alzato il muro. Su Remo Pugliatti Tentato, l'aveva tentata. ma c'era comunque Pelaia che faceva buona guardia. Pallone che è finito sul nastro. Tocco di furbizia di Pugliatti. Tentativo Sì, di ma furbizia. letto bene da Pelaia, era lì che faceva guardia. 22-14. Lo stesso Pelaia al servizio. Out. Out. Cerca una parallela a lui. Pallone completamente out. 23 Non a era 14. perfettamente parallelo. Appunto. Cambio nella Jolly. Rientra Giacomo Paramo ed esce Sicuro. Andrea Sicuro. Al servizio Paramo. Giacomino. Eccolo inquadrato. Alfieri. Di qua Calabretta. Oh, Un bel tiro. È stato bravo a leggere il punto in cui non c'era nessun giocatore della Jolly. Non vuole arrivare al set point il 5 frondi. Celico al servizio. Batte subito, puntorieri. Pugliatti, attacco centrale con Peppe Orlando. Anche lui con un tocco leggero a trovare il punto non indifeso del Crotone. Falbo un po' stanco nel Crotone. Sì, vediamo una vistosa fasciatura al ginocchio. 24-15. Orlando al servizio. Sì, proprio lui al servizio. Pallone teso su Falbo. Celico, l'alzata all'indietro. Pugliatti, Remo. Ottima giocata della Jolly che chiude il terzo set e passa in vantaggio 2-1 qui al Palabonini di 5 frondi. Dominio della Jolly in questo set. Tra l'altro in quest'ultimo punto, Renato, bella l'alzata di Pugliatti, quasi da inginocchiato proprio. Sì, era inginocchiato. Poi ottima prestazione della squadra di Tomasello in questo set. 25-15. Diamo un'occhiata alla classifica. Come vedete 54 punti Jolly, 47 Bel Volley Belvedere, 42 Corigliano, 42 a seguire Diamante, 36 Bisignano, 35 Montalto, 30 Rende, 27 Rossano, 20 Virtus Lamezia, 19 Roccella, 16 Pro Volley Crotone, 14 Cetraro, 10 Volley Paola
e fanalino di coda con 7 punti il Lamezia Volley. Salutiamo il solito saluto alla famiglia Orlando. Già salutata. Già salutata? Ah, non me ne sono accorto, ero senza la cuffia. Quando Orlando era al servizio ho approfittato. E la zia? No, ho salutato in generale. Ah, perché hanno un generale in famiglia? No, un militare? Guarda Renato, nella panchina della Jolly tutti seduti ad ascoltare le informazioni di Tomasello. Vai, inquadra. Io ho la silhouette dell'arbitro che mi copre completamente la panchina. Viene inquadrato anche l'arbitro. La chioma dell'arbitro. Sei invidioso, ammettilo, dai. Sei invidioso della chioma dell'arbitro? Sì. Ma fosse un arbitro maschio, ma insomma la chioma di una donna non è che... Vabbè, sono sempre capelli, no? Vuoi mettere con la zapelata? Ma pensa che io da 30 anni che non vado dal barbiere, pensa quanti soldi ho risparmiato. Giusto. Ho investito nell'acquisto di una macchinetta e ho sempre quella. Però sprechi di più sul bagno schiuma. No, non uso lo shampoo, risparmio sullo shampoo. Vabbè. Non consumo il pettine. Gabriele, vedi? Non sprechi corrente del phon. Non spreco corrente del phon. Io sono uno che risparmia. Tornano in campo le due squadre. Jolly che è passata in vantaggio di set 2-1. Cambia il lato sicuro, riconfermato in questo set al posto di Varamo. Dall'altra parte nessun cambio. Alfieri, Calabretta, tocco del muro, non si tuffa. Sicuro. Vuole andare su ogni pallone, sicuro. Sì. Non rinuncia. E per poco non era arrivato anche a questo. Passa il vantaggio quindi Crotone 1-0 Calabretta al quarto set. E out, lascia sfilare sicuro. Tanto confermato Dalife. Ringraziamo per i saluti dalla famiglia Orlando. Ce l'hanno fatta appena vedere. Oh! Orlando, poi la free ball per la Jolly, Remo, il muro, Vincente. Di Riganello, anche lui riconfermato, Renato. Sì, ma già era quasi punto sulla ricezione. La palla un po' impreparata nel campo della Jolly, non se l'aspettavano. Passa di nuovo in vantaggio Crotone in questo quarto set. Dalife al servizio. Sì, due cambi sono Dalife e Riganello. Un centimetro in su. Rimbalza questo pallone. Per un centimetro non è passata. Di nuovo parità gli altri al servizio. Due squadre. Jump float per lui, Tesa su Alfieri. Quarto tocco. Sicuro. Non è passata. Remo schiaccia Celico, attacco centrale. Non era passata, vincente. erano 4 tocchi. Questi sono 4 tocchi. Quando mai, Renato? 4 tocchi. È incredibile. 2-3. Il punteggio passa di nuovo in vantaggio. Cetraro. Ma non so come mi sia venuto in mente. Non lo so. Crotone. Sicuro riceve dall'altra parte. Remo schiaccia bene. Bene Falbo. Alfieri. Murato Alfieri. Celico. Sempre attacco centrale. Stavolta un po' debole. Puntorieri alza questo pallone come può. Free ball. Celico prova a spingere questo pallone. Non passa. Alfieri. Attacco forte, la prende Puntorieri, poi Pugliatti, attacca Spanò,
ancora Puntorieri. Pugliatti all'indietro verso Remo, si era coordinato Muro. benissimo, muro ben compatto del Crotone. Coriacia, la squadra del Crotone ha risposto a tutti gli attacchi della Jolly. break Crotone. Hai notato Gabriele Pelaia che schiaccia quasi senza saltare, lavorando solo di polso. Sì. Riganello ancora al servizio, out. Stavolta legge bene, sicuro che stavolta si tuffa, ma non per prendere il pallone ma per schivarlo. 3-4, cambio nella Jolly. Entra Cimino. Sì, sicuro è molto acculturato, legge tanto. Vero? Cosa? Tu non seguivi. Stavo inquadrando Cimino, ero impegnato nella buona, buona. Fair play del Crotone, anche i giocatori Era perfettamente in campo. Pelaia era lì. 4 pari, quindi riaggancio della Jolly. Remo, forte il suo servizio, in zona contesa, pallone tenuto in gioco. Mamma mia. Zona contesa anche per la Jolly, sicuro schiaccia. Ci arriva Celico in bugger rovesciato. Alfieri Si lancia Remo dall'altra parte, sicuro schiaccia questo pallone da fuori campo. Sempre primo tempo, murato da Barreca. Questa volta l'ha vista. Ma stavolta forse c'è stato il tocco di... quella di prima era 4. Stavolta c'è stato il tocco di Barreca. Non lo so. Al muro. È incredibile, l'arbitro le chiama al contrario. Vuoi vedere che c'è un ritardo dello streaming? È vero, 5-4. Il servizio è Remo. Si incalza Cimino con se stesso, prova a schiacciare questo pallone, si vede che è fuori forma. Sì. Claudio, non sappiamo cosa ha fatto, ha schiacciato nel nostro campo. Sì, sulla rete. 5 pari, spreca tutto Cimino. Alfieri, servizio. Era out questo pallone, la prende Puntorieri. Pugliatti in bugger, verso sicuro, schiaccia forte. Falbo che prende. Calabretta, out. mani out d'esperienza. Bravo. Di furbizia. Sì, il muro della Jolly era compattissimo, quindi ovviamente non forza. Anche lui non era coordinato al meglio, quindi approfitta. Sul braccio esterno del muro. Servizio Crotone, pallone teso. Sul sicuro alza Barreca, per sicuro. Schiacciata di sicuro sicuro. passa su una murata. Pelaia si trascina il pallone via. Lo blocca. Fortunato qui, sicuro. 6 pari. Anselmo Barreca al servizio. Sei pari, Barreca per la Jolly. Pallone teso. Falbo. Calabretta, non c'è autocopertura di Cimino, che ruotava al contrario rispetto al pallone. Una volta data la rotazione non è che può tornare indietro. Rewind. Sì. 6-7, ancora in vantaggio Crotone. Puntorieri dalla parte opposta per Cimino, che mette la palla al centro. E stavolta si è coordinato bene Claudio Cimino. 7 pari. Pallone che non era velocissimo, ma comunque efficace. Di nuovo parità, proprio Cimino ad andare al servizio. Pallone teso di Cimino. Primo tempo. Sicuro ci arriva. Pipe di Remo. E Falbo fa sempre buona guardia. Calabretta, tocco del muro. C'è invasione, se no c'era il piccolo Santa Croce, giovane il pallone. Santa Croce. Alessandro che era lì. 7-8, Celico pronto al servizio. Palla stavolta lunga. non da fondocampo, ma palla lunga vicino nell'angolino destro di, infatti su sicuro. E sicuro si prepara ma non ce la fa. Schiaccia lo stesso. Si lancia tuffa. Puntorieri.
free ball, ne può approfittare Crotone. Celico, alzata sempre all'indietro verso il centrale, 8 pari, mani tra i capelli del numero 32 Alfieri. Non ero io. Grazie che non eri tu. C'è 8 un pari. indizio che fa capire che non ero io. E non erano le mani. La Oh, prende, si era ritrovato là. Falbo anche come alzatore. Tocco del muro, Alessandro Santa Croce, Bagher Remo. rovesciato. Oh, bella, bella. Mi è piaciuta l'alzata di Santa Croce in bagger rovesciato. 9-8. Sicuro al servizio. Alfieri per Calabretta dalla parte opposta, mani out. Sì. In realtà Ormai tocca l'asta. Calabretta, a parte che ha toccato anche l'asta. Ormai il tiro di Calabretta che va alla ricerca delle mani del muro. 9 pari. Proprio Calabretta al servizio. Suo servizio molto pericoloso per la Jolly. Puntorieri Remo ed è out, Out, il out. muro di Riganello. Orlando al servizio. Oh, Ace. sfrutta il nastro, Altro ace per Peppe Orlando. sfrutta il nastro, si tuffa Alfieri. Lo scorso set ha chiuso proprio Orlando con un ace più o meno simile, senza tocco del nastro. Ancora Orlando. E Sì, stavolta stavolta troppo sfrutta teso. il nastro ma a favore del Crotone. Jolly sempre avanti di 1. Dalife al servizio. Mi sono perso un punto, Out. Gabriele. Dalife che cerca la linea di fondo campo, la trova e la sorpassa pure. 12-10. Pugliatti per la Jolly. Pallone anche lui teso dopo l'errore di Orlando. 2 errori consecutivi al servizio per la Jolly. 12-11. Riganello al servizio. Sul sicuro Cimino, pallonetto, ma c'è buona guardia. Si ricomincia. Alfieri e c'è invasione di Barreca. Colpito sicuro. Stop di petto. A seguire però. Time out. Primo time out di questo incontro del quarto set. Rientra nel campo le squadre sul 12 pari. Riganello a servizio. Sul sicuro. Remo e out. Sì, l'hanno chiamato out, sì. No, perché vedevo i giocatori del Crotone tipo guardarsi un po' strani.
Sicuro riceve Pugliatti, la gira dietro. Remo schiaccia in mezzo alle gambe di Riganello. Stavolta punto messo a segno dopo la precedente palla out. 13 pari. Sì, Proprio è una Remo. bomba a rischio ai gioielli di famiglia. Proprio Remo ad andare al Riganello. servizio. Out. Ma sempre questa parallela sta cercando Remo, anche nei set passati. Di nuovo in vantaggio Crotone. Con Alfieri al servizio. Su Remo con una mano aggiusta. Out. La rete si muove in maniera strana, qualcuno l'ha toccata, Gabriele. Mi sa che c'è stata un'invasione. La palla era alta, quindi probabilmente Se non mi nella sbaglio di chi ha discesa. schiacciato, perché l'arbitro non ha fatto segno di pallone out, o mi sbaglio, quindi l'ha vista l'invasione. 14 pari. Anselmo Barreca. Sotto rete. Altro errore al servizio. Non stiamo passando sul servizio. 4 errori consecutivi al servizio. Orlando, Pugliatti, Remo e Barreca. 14-15. Pelaia corta, si tuffa Remo, sicuro, Mamma bomba. mia. Bomba di sicuro. Bravo a coordinarsi. Mette a terra un ottimo pallone. 15 pari. Cimino al servizio. Santa Croce in libero. Cimino al servizio. Su Calabretta che si piegano le dita, la palla finisce out. Mani bucate per lui. Ace di Cimino. 16-15. Sì, Pallone teso. Calabretta, muro ed è out. Calabretta questa volta ha scelto il colpo forte. Squadre nuovamente in parità. Celico, Celico al servizio, velocissimo alla battuta. superato il muro di tocco di Fino di Orlando. Sicuro al servizio. Tomasello indica posto 1 per la battuta. Infatti. Falbo. Primo tempo, Murato, Da Beppe Orlando. Frangiamore. Celico e Calabretta non si tendono, nessuno dei due va sul pallone. Sì, non c'è stata copertura sotto rete. 18-16, avanti di 2 la Jolly, sicuro al servizio, sempre Falbo. sul libero, Una ad mano. questa era un po' accompagnata. Cioè, un po'. Attacca la Jolly, Celico, out. Out. L'attacco. Ma c'è Numero l'invasione. 70. L'invasione la Del vede muro, però. invasione del muro. Il pallone era tra un po' ad altezza spalla di Celico. Era una palla accompagnata. 18-17. Coppia arbitrale composta da Gambino e De Carlo che danno show. Capitano Cimino chiedere formazione. Giustamente adesso che in campo il capitano è lui e non Remo. (18-17). Si può ripartire. Remo. Pugliatti, attacco centrale sempre forte di Peppe Orlando, l'Orlando furioso.
Celico che gli rimane là il pallone. Erano tutti raccolti in un 19-17. fazzoletto. Sì, infatti. Bastava pure tirarla un pochino più lontana. E per Proprio Orlando Orlando. al servizio. Su Falvo, primo tempo, c'è però la buona guardia di Orlando e Pugliatti in un